Sesta corsa, premio Drazen Dalipagic, una condizionata per 3 anni non vincitori di 4.000 euro in carriera. Sono in 10 al via dopo il ritiro del numero 7, questo è lo schieramento. 1 Bob Logan, Maurizio Cheli, 2 Urrabar, Vincenzo Piscuoglio, 3 British Matley, Emanuele Migliori, 4 Brezza Spritz, Francesco Pettinari, 5 Breccia WF, Lorenzo Baldi, 6 Batman Matley, Marco Azzaroni. In seconda fila 8 Bramante Cla, Edoardo Baldi, 9 Benvenuta DL, Manuel Pistone, 10 Olli Molli, Roberto Vecchioni, 11 Brezza dei Venti, Alessandro Gocciadoro. Vediamo l'errore di Brezza dei Venti, anche quello di Breccia VF. Rompe anche Urrabar, tante rotture, ne approfitta Brezza Spritz per prendere il comando davanti a Bob Logan, all'esterno British Matley che cerca posto alla corda, si è inserito in terza posizione Bramante Cla con Edoardo Baldi, quindi Emanuele Migliori ripiega quarto con la figlia di Ideale Luis, intanto col figlio di Ideale Luis, intanto 400 metri in 14,3. In netto vantaggio Brezza Spritz, Francesco Pettinari, tutti abbastanza sgranati. Arriviamo ai 400 in 30 secco da parte della figlia di Ganymede che precede Bob Logan, poi in terza posizione Bramante Cla, British Matley, poi vediamo Olli Molli in quinta posizione davanti a Benvenuta DL. 600 in 46,5, 16,5 la curva, cerca di ridurre un po' il ritmo ora Francesco Pettinari con Brezza Spritz, si riavvicina a Bob Logan, poi ancora il Sauro Bramante Cla. Sposta all'esterno Roberto Vecchione con Olli Molli e avanza, si trascina Benvenuta DL, 15,9 qui davanti alle tribune, giro in 1,2,4, cavalli sulla penultima curva, sempre con Brezza Spritz in vantaggio davanti a Bob Logan e Bramante Cla. Avanza sempre all'esterno Olli Molli, chilometro in 1,18,3, retta di là, avanza Olli Molli, con in schiena sempre Benvenuta DL, il treno interno invece composto da Bob Logan, Bramante Cla. Da un severo attacco Olli Molli sulla retta di là e sembra già sul punto di poter passare a 400 metri dalla conclusione, quindi è la nuova battistrada, la figlia di Timo Co che cerca di scappare in avanti, poi Bob Logan è riuscito a sgusciare dalla scia di Brezza Spritz ed è secondo, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, si distende Olli Molli, poi Bob Logan e gli altri, retta d'arrivo con Olli Molli in netto vantaggio, la francese di Olga Ehlert viene a vincere oggi molto bene davanti a un buon Bob Logan, mentre per il terzo forse British Matley con Emanuele Migliori, 30 a chiudere, 1,16,9 la media al chilometro per Olli Molli, la francese figlia di Timo Co, e Chance d'Ocagne, Roberto Vecchione e Olga Ehlert al raddoppio in giornata per il signor Josef Anton Santner. Vedete ancora Olli Molli che viene a vincere molto bene alla sesta di Bologna. Ricordiamo fra pochi minuti il lavoro pubblico di Zacon Joe.